Prende ora la parola il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis. Grazie. Un caro saluto alle autorità civili, militari, ecclesiastiche e soprattutto al vice ambasciatore di Israele che ha voluto onorarci con la sua presenza. Devo dire come rappresentante del governo, del Ministero dell'Interno, che fa una certa impressione vedere la bandiera di Israele abbracciata tra il tricolore italiano e la bandiera della Sardegna. È come se virtualmente il popolo italiano e il popolo sardo volesse abbracciare gli amici di Israele per quello che hanno vissuto. Bisogna esserci in queste celebrazioni perché queste celebrazioni hanno un valore estremamente importante. Si tratta di ripetere l'esperienza del ricordo, anche se il ricordo a volte è estremamente doloroso, soprattutto per evitare che gli errori già vissuti in passato tornino ad essere vissuti. E sia chiaro che questo dramma che riguarda il popolo di Israele non riguarda solo il popolo di Israele. La follia del genocidio è una follia che si è consumata nel corso dei secoli ai danni di vari popoli e che può consumarsi ancora. Su questo bisogna essere molto chiari e molto attenti. Anche il contesto attuale in cui noi viviamo con la guerra in Ucraina ci induce ad una riflessione profonda sulla necessità di evitare gli errori della storia, perché purtroppo non c'è una seconda possibilità. Mi piace molto l'idea del giardino dei giusti, mi piace molto per la sua provenienza. C'è un passo della Bibbia che si incentra su un valore fondamentale. Il valore è questo: il bene è un fenomeno che è destinato a fungere da esempio. E nel giardino dei giusti, ed è molto bello il fatto che abbia avuto un grosso ruolo un certo Moshe Beisky, che è uno degli ebrei salvati da Oscar Schleider. È molto bello questo perché l'idea nasce da una persona che ha vissuto sulla sua pelle gli eccessi di una follia genocida. E questa persona ha voluto invece lanciare un messaggio di speranza alle generazioni attuali e future. E il messaggio è questo: piantare un albero, fare quindi un gesto che è destinato ad avere vita nel futuro per le future generazioni. Dinanzi ad un messaggio drastico di morte, questa persona ha voluto lanciare un messaggio di vita. Quindi mi complimento con gli organizzatori, mi complimento con tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata e soprattutto mi complimento perché da oggi Cagliari ha un proprio giardino della memoria. Grazie.